Riformare il settore sociosanitario veneto per rendere i servizi davvero alla portata di tutti i cittadini. È questa l'urgenza evidenziata dalla Funzione Pubblica e dalla Federazione Nazionale Sindacati CISL nell'ambito del convegno Sanità e Servizi Sociosanitari, quali servizi e con quale personale, organizzato a Padova il 22 giugno. I sindacati hanno presentato le proposte per iniziare una stagione di riforme del mondo sociosanitario ormai non più rimandabile. Gli oltre 200 delegati Funzione Pubblica e FNP da tutte le regioni hanno potuto ascoltare la ricetta CISL, messa a punto proprio per uscire dai decennali problemi di cui il settore risente. Il confronto che è stato attivato 2 giorni fa con il Ministro della Salute, con i segretari generali confederali, ha portato alcuni risultati concreti, dei luoghi nei quali si discuteranno alcune questioni che sono importanti per dare risposte di salute ai cittadini. Ci sarà un tavolo per poter ragionare di liste di attesa. Per Funzione Pubblica FNP CISL la prossimità dei servizi al cittadino è strategica e imprescindibile. Da almeno 20 anni, tuttavia, il settore sociosanitario veneto richiede una serie di riforme strutturali per adattare questi servizi alle mutate esigenze del territorio. I sindacati hanno così individuato 3 grandi partite che il Veneto può giocare sul fronte sociosanitario: la messa a terra dei progetti PNRR con il riordino dei servizi territoriali, la riforma regionale degli ATS ed infine quella dell'RSA, ormai urgente. Le riforme però non possono funzionare senza una visione d'insieme, sottolineano le sigle sindacali CISL, una visione che al momento manca alla Regione.